Un incontro per non abbassare la guardia sul tema drammatico della violenza contro le donne e della violenza in genere, organizzato stamani presso il liceo Bonghi Rosmini di Lucera dagli studenti che hanno seguito un percorso specifico insieme al personale docente. L'importanza la possiamo vedere dal fatto che è stato per noi, questo è stato il primo tema scelto, è stata la prima assemblea di quest'anno e l'abbiamo scelto proprio perché molti reputano questo tema non originale, scontato, ma invece i casi nazionali e internazionali, anche col susseguirsi della questione dell'Afghanistan, indicano che la tendenza è contraria. Presente anche la famiglia Tanese, mamma Antonietta e la figlia Rosa, che stanno portando avanti la battaglia in nome di Giovanna, la sedicenne uccisa a Lucera nel 2005. Il loro impegno di mamma e sorella affinché il loro calvario non siano costretti a viverlo altre famiglie. La legge deve aggiustare qualcosa perché non si può metterli fuori, non si può non fargli pagare le loro pene, ma tutta la loro pena fino alla fine, e anzi mettere a noi, perché noi la stiamo scontando la nostra pena senza aver fatto niente. Noi famiglia scontiamo la pena senza aver fatto niente, la perdita di una figlia, di una sorella, siamo noi a scontare la pena, non lui. Proprio per far sì che tragedie del genere non accadano mai più è fondamentale chiedere aiuto, rivolgersi alle forze dell'ordine e l'appello lanciato ai giovani soprattutto dal dirigente del locale commissariato di polizia Cristina Finizio presente all'incontro. La Polizia di Stato è da tempo impegnata proprio in attività di prevenzione anche nelle scuole, nella comunicazione, proprio al fine di sensibilizzare il più possibile sul fenomeno del femminicidio. Oltre ovviamente ad una prevenzione in senso tecnico con lo strumento dell'ammonimento, che è un formidabile strumento sia pure di natura amministrativa, volto appunto a incidere tempestivamente in situazioni che ovviamente non hanno ancora uno spessore rilevante.